Buonasera, il Re, il Signore e l'Io. Parleremo questa sera del Re, inteso proprio come il Signore di una nazione e non solamente come il Re di Israele. Benché questo capitolo 20 dei Proverbi con i quali ci incontriamo stasera sia stato scritto da Salomone, quindi dal Re di Israele, ma parleremo del Re, inteso come autorità. Il Signore come suprema autorità e l'Io come colui che ognuno di noi, l'Io è maschile, l'Io è femminile, e come ciascuno di noi deve appunto rapportarsi con il Re e con il Signore e naturalmente con se stesso. Ma prima di ogni cosa la parola di Dio che sempre ci guida con una preghiera introduttiva. Ecco, se fermiamo il video con la preghiera introduttiva: grazie Signore perché tu sei il Re, tu sei il Signore, grazie Signore perché noi siamo degli io che vogliamo rispondere a quello che è il tuo comando, a quella che è la tua sollecitazione, una delle più importanti sollecitazioni che tu dai al nostro io, Signore, è quello di seguire quello che dice il Re, cioè il nostro Signore Gesù Cristo, il Re dei Re, che ci dice di leggere la parola e di credere in colui che Dio ha mandato, cioè Gesù Cristo. Ti lodiamo, Signore, per questa parola che noi possiamo liberamente consultare, leggere. Molti paesi del mondo non hanno la libertà di leggere la parola, noi ce l'abbiamo. Lode a te, Signore. Anche per questo ti preghiamo, anche per l'aiuto che poi tu puoi dare ai fedeli, ai tuoi figli nel mondo. Ti preghiamo per l'aiuto che tu puoi dare a coloro che sono sofferenti per ragioni di salute, Signore. Noi tutti sappiamo chi della nostra comunità è sofferente per la salute e ti consegniamo ancora queste persone, Signore. Ti preghiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Passo alla lettura, ecco che può ricomparire lo schermo. Il vino è schernitore, la bevanda alcolica è turbolenta. Chiunque se ne lascia sopraffare non è saggio. Il terrore che incute il re è come il ruggito di un leone. Chi lo irrita pecca contro se stesso. È una gloria per l'uomo l'astenersi dalle contese, ma chiunque è insensato mostra i denti. Il pigro non ara a causa del freddo. Alla raccolta verrà a cercare, ma non ci sarà nulla. I disegni del cuore dell'uomo sono acque profonde, ma l'uomo intelligente saprà attingervi. Molta gente vanta la propria bontà, ma un uomo fedele chi lo troverà? I figli del giusto che cammina nella sua integrità saranno beati dopo di lui. Il re seduto sul trono, dove rende giustizia, dissipa con il suo sguardo ogni male. Chi può dire ho purificato il mio cuore e sono puro dal mio peccato? Doppio peso, doppia misura sono entrambi in abominio, Signore. Anche il bambino dimostra con i suoi atti se la sua condotta sarà pura e retta. L'orecchio che ascolta e l'occhio che vede li ha fatti entrambi il Signore. Non amate il sonno perché tu non impoverisca, non amare, scusate, il sonno perché tu non impoverisca. Tieni aperti gli occhi e avrai pane da saziarti. Cattivo, cattivo, dice il compratore, ma andando se ne si vanta dell'acquisto. C'è dell'oro e abbondanza di perle, ma le cose più preziose sono le labbra ricche di scienza. Prendigli il vestito, poiché ha fatto cauzione per altri. Fatti dare dei pegni, perché si è reso garante di stranieri. Il pane frodato è dolce all'uomo, ma dopo avrà la bocca piena di ghiaia. I disegni sono resi stabili dal consiglio, fa dunque la guerra con una saggia direzione.
chi va sparlando palesa i segreti. Perciò, chi non ti mischiare con chi apre troppo le labbra. Chi maledice suo padre e sua madre avrà la lucerna spenta nelle tenebre più fitte. L'eredità acquistata con precipitazione all'inizio alla fine non sarà benedetta. Non dire renderò il male, spera nel Signore ed Egli ti salverà. Il peso doppio è in abominio al Signore, la bilancia falsa non è cosa buona. I passi dell'uomo li dirige il Signore. Come può quindi l'uomo capire la propria via? È pericoloso per l'uomo prendere alla leggera un impegno sacro e riflettere solo dopo aver fatto un voto. Il re saggio passa gli empi al vaglio dopo aver fatto passare la ruota su di loro. Lo spirito dell'uomo è una lucerna del Signore che scruta tutti i recessi del cuore. La bontà e la fedeltà custodiscono il re e con la bontà egli rende stabile il suo trono. La bellezza dei giovani sta nella loro forza e l'onore dei vecchi nella loro canizia. Le battiture che piagano guariscono il male e così le percosse che vanno in fondo al cuore. Il re dunque, il Signore e l'Io. Rivedremo alcuni versetti. Ecco il versetto 2 per esempio. Vedete che cosa abbiamo trovato? Che il re incute il terrore. Rispettarlo è opportuno, perché come un leone può assalirti. È per il tuo bene che devi rispettarlo. Guardiamo un po', il re siede in trono, quasi splende nella sua maestà. Lui stabilisce la legge, abbiamo trovato anche questo re che splende in trono e che con la sua maestà stabilisce la legge. Il versetto 8, lui dice ciò che è bene e ciò che è male. Vedete che è il re che stabilisce la sua legge. Con il suo sguardo troviamo in questo passo proprio del versetto 8. E poi andiamo al versetto 28 e troviamo un'altra prerogativa del re. La bontà e la fedeltà. Lui è buono, fa cose buone, giuste, perché la bontà e la fedeltà lo custodiscono. Pensate un po', la bontà e la fedeltà sono nella grammatica italiana nomi astratti, no? Si dice, però qui assumono una dimensione di una grandissima concretezza. Dal punto di vista biblico il nome astratto diventa invece espressione di una grande concretezza. La bontà e la fedeltà custodiscono il re, come fossero due persone, la bontà e la fedeltà, che operano nel re. Mediante esse il suo trono è stabile. Mediante la bontà e la fedeltà il suo trono è stabile. Il re della terra. Andiamo a cercare prima Timoteo 2, al versetti 1 e 2, che cosa insegna Paolo a proposito dei re. Esorto, scrive l'Apostolo, dunque, prima di ogni altra cosa che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini, per il re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo, noi, dunque, condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. È opportuno, è giusto pregare per le nostre autorità, per i giudici, per gli insegnanti. Gli studenti dovrebbero pregare per gli insegnanti dovrebbero pregare per i presidi, quelli che da qualche tempo si chiama il dirigente scolastico. Noi tutti i cittadini dobbiamo pregare per i nostri presidenti delle nostre regioni, per i nostri sindaci. Noi qui siamo questa sera in sala rappresentanti di vari comuni, no?
dell'area friulana, e noi dovremmo pregare per i nostri sindaci. Magari i cittadini di Udine potrebbero pregare per la salute del sindaco De Toni, che ha avuto un malore l'altro giorno nell'espletare le sue funzioni oltretutto, e quindi il cittadino deve pregare per l'autorità, per il Presidente della Repubblica, per il capo del governo. Il capo del governo magari a qualcuno piace, a qualcuno può non piacere, perché ci sono anche delle scelte che la democrazia ci consente di fare, però coloro che sono in autorità devono essere sostenuti dai cristiani nella preghiera. Il re deve essere sostenuto, i giudici e tutti coloro che sono in autorità debbono essere sostenuti. In una chiesa devono essere sostenuti anche coloro che sono in un'autorità di guida della chiesa, quindi i vari pastori, i collaboratori, i dirigenti, chiamiamoli così, delle comunità ecclesiali devono essere sostenuti dalla preghiera dei fedeli. E questo è quello che abbiamo detto del re. Vediamo invece il re dei re, il Signore. Lui è veramente il Signore, il creatore, versetto numero 12. Io comincerei un momentino dal versetto numero 12 del capitolo, perché, eccolo qua, l'orecchio che ascolta e l'occhio che vede li ha fatti entrambi il Signore. E quindi è creatore, il Signore è il creatore dell'orecchio, è il creatore dell'occhio, il Signore è il creatore di tutte le cose, anche delle cose del nostro corpo, che presiedono a delle attività fisiche nostre. Andiamo al versetto numero 22 e troviamo che il Signore dà la retribuzione. Non tu dai la retribuzione, è il bene, il male che vengono giudicati dal Signore. E quindi in un certo senso il messaggio è questo: tu non ti vendicare, rendere il male, spera nel Signore. Questo spera non vuol dire, come si dice nella lingua italiana, speriamo che accada, se non accade pazienza. Questo vuol dire consegnare nelle mani del Signore la certezza che Lui farà la giustizia. Fa la giustizia Lui, come vuole Lui. Quello lì è stato molto scorretto nei miei confronti. È il Signore che giudica, non giudichi tu. Tu non devi portare odio, tu non devi vendicarti. Anche il 23 mi mette in evidenza quanto pesa il Signore nell'economia della nostra vita. Il peso doppio è un abominio al Signore. La bilancia falsa non è cosa buona, peso doppio. A te che mi sei simpatico attribuisco una cosa, a lui che mi è meno simpatico attribuisco un'altra cosa. Il nostro giudizio deve essere corretto, obiettivo. Il Signore che dà la retribuzione ti dice non fare preferenze ingiuste. Questo non vuol dire che noi non possiamo avere un rapporto di affetto, di amicizia particolare con una persona anziché con un'altra, ma quando si parla di fare preferenze bisogna intendere di non fare preferenze ingiuste. Il Signore non ama questo, la preferenza ingiusta. Ascoltiamo il versetto 24. Qualche volta noi diciamo che l'uomo è molto sapiente, no? Soprattutto dall'umanesimo prima, sapete, il 500, l'illuminismo, poi nel 700 positivismo, peggio ancora, l'uomo è veramente faber sue fortune, no? Dicevano i latini, l'uomo è il fabbro del proprio destino, l'uomo può fare tutto, l'uomo capisce tutto. Guardate un po' che cosa dice Salomone: i passi dell'uomo li dirige il Signore. Come può quindi l'uomo capire la propria via? L'uomo non è proprio l'artefice del proprio destino. L'uomo non può capire perché gli accadono certe cose. Ci sono certe cose che accadono nella vita delle persone che noi possiamo vedere ogni giorno, nelle nostre
amicizie e conoscenze, ci sono certe cose che accadono e dice ma com'è possibile? Com'è possibile che sia successo questo? A Stefano, tanto per non far nomi. Ma il Signore è il giudice unico di queste cose. Le cose che accadono, il Signore le guida. E noi che cosa possiamo fare se non arrenderci alla sua autorità? E il versetto 27 poi ci dà un altro indicatore. Lo Spirito ti guarda, ti scruta, vedete? Il Signore usa lo Spirito come lucerna, come una lampada. E nel tempo storico in cui sono stati scritti questi versetti la luce era veramente molto preziosa. Adesso siamo invasi dalla luce, si parla anche di inquinamento luminoso, non abbiamo paura di niente. Invece nei tempi in cui si parlava e si scriveva, lo spirito dell'uomo, paragonarlo a una lucerna vuol dire proprio mettere un punto luce laddove c'è solamente il buio. Ed ecco allora il Salmo 18 al versetto 28 che ci dice: sì, tu fai risplendere la mia lampada, il Signore, il mio Dio, illumina le mie tenebre. E non è una speranza vana, è una certezza, il Signore illumina le mie tenebre. Quanti di noi sono vissuti nelle tenebre e sono stati rischiarati dalla luce del Signore, perché il Signore ha fatto vedere a noi le cose che non credevamo fossero vere. E quando noi pensiamo a quello che è Gesù Cristo, a quello che è stato Gesù Cristo nella nostra vita, molti di noi devono riconoscersi che eravamo un po' ciechi prima di conoscere Gesù Cristo. Ci sembrava anche di essere cristiani, tante volte l'abbiamo detto, ci sembrava di essere cristiani, ma non eravamo dei cristiani veri perché non seguivamo le regole del Cristo, non lo conoscevamo veramente, lo conoscevamo soltanto, come si dice, per sentito dire. Ecco dunque che il Signore è tutto questo. E ora vediamo in che rapporto sta l'io. Abbiamo detto il Signore, prima di tutto perché andavamo nell'ordine così come proponeva la scrittura, abbiamo visto il Re e ci siamo accorti anche come il Re e il Signore hanno una equivalenza abbastanza leggibile, e adesso vediamo l'io. Cosa deve fare l'io per seguire le regole del Signore? Versetto numero 1, attento al vino, è ingannatore. Questo non vuol dire che non possiamo assaggiare questa bevanda che Dio ha creato, che il Signore Gesù Cristo ha festeggiato con i suoi discepoli, un momento drammatico della sua vita, perché era l'ultima cena, e lo ha festeggiato, voglio usare questa voce verbale, ha fatto la festa con il vino. Però bisogna stare molto attenti a non farsi trasportare dal vino. Colgo l'occasione per dire che in questi tempi, proprio per le recenti restrizioni, ha veramente ragione Fares Marzone quando dice che il cristiano dovrebbe avere una Bibbia in una mano, il giornale nell'altra mano, oppure se vuoi il sito internet o il telegiornale o il radiogiornale. In questi ultimi giorni ci sono state delle restrizioni sulla questione del vino e quindi noi dobbiamo stare molto attenti perché corriamo il rischio di avere veramente dei grandi problemi, perché magari anche in modo abbastanza semplicistico, così tra amici si beve un aperitivo e che non è essere dediti al vino, quindi maggiormente la parola ti dice non essere dedito al vino. Il vino è ingannatore, è una bevanda terribile se non la sai gestire. Ma in questo momento storico e cronacistico dell'attualità devi stare attento anche a non andare a prendere l'aperitivo con gli amici a stomaco vuoto, perché se hai un incidente pagherai le conseguenze. E quindi noi ai nostri giovani veramente dovremmo dire ogni giorno, 2 volte al giorno, prima di metterti alla guida non devi assolutamente assaggiare bevanda alcolica, perché la legge ti condanna. Ti ritira la patente
potresti non poter più lavorare perché sapete, se la patente la ritirano a uno come me, sto a casa, arrivederci e grazie, ma se la ritirano a una persona che deve lavorare con quella patente, ci sono dei problemi notevoli. Oggigiorno la guida della vettura è importante come strumento di lavoro, no? E quindi bisogna dire ai nostri ragazzi soprattutto di stare estremamente attenti da questo punto di vista, perché la legge non ammette assolutamente che ci possa essere una deviazione. Ci sono persone, l'ultimo racconto mi viene questa sera, che sono stati tamponati o comunque hanno subito un incidente, innocenti, perché il colpevole era colui che andava a cozzare contro questa vettura, il conducente della vettura non colpevole, quindi innocente, è stato sottoposto all'alcol test ed è risultato in fallo, quindi gli hanno ritirato la patente per un sacco di tempo. Mi pare lo specifico esempio, 6 mesi mi pare di ricordare. Una cosa che era assolutamente improbabile fino a pochi mesi fa, quindi bisogna essere estremamente attenti. Ma al di là di queste accortezze, l'io non deve farsi dominare da niente, non deve farsi dominare da nessuno. E qui il vino ingannatore. Quindi la prima voce dell'io è questa, l'io che cosa deve stare attento a. E poi, versetto numero 3, evitare le contese. È facile trovarsi in un mondo che ama sempre le discussioni e qualche volta le discussioni incidono in contesa. La contesa può essere anche molto grave, perché quando si viene alle mani può esserci qualcosa di molto grave, ma parliamo di persone che vivono in una situazione abbastanza educata, diciamo. La contesa che cosa porta? Porta rancore, porta odio, porta disprezzo. Vedi quello lì come parla? Io con quello lì non parlo più. Quello che il Signore non vuole. Con quello lì io ho chiuso, perché a me queste cose non me le viene a dire. Ecco dove arriva la contesa, qual è il confine tra discutere una situazione normale, perché si può anche avere dei punti di vista politici, culturali, diversi, però la contesa inasprita ti fa arrivare alla conclusione che quello lì è proprio uno sciocco, perché dopo gli sciocchi sono sempre gli altri, non siamo mai noi, no? Quindi con quello sciocco lì io non parlo più perché è uno sciocco. E allora la contesa, ecco qui, ma la contesa va in difficoltà. Versetto numero 4, anche la pigrizia è un problema. Il pigro non ara, pensate un po' a causa del freddo. La pigrizia è una cosa che ci fa pensare, a me fa pensare immediatamente a una pigrizia che io, con la quale molto spesso mi sono confrontato negli anni passati, la lettura della parola. Perché sai, lo faccio dopo, no? E anche in tempi in cui avevo creduto nel Signore, che è la salvezza, la parola, sì, insomma, dai, adesso ho un'altra cosa da fare. È una forma di pigrizia anche quella. È una forma di pigrizia che colui che non vuole assolutamente andare a lavorare, che non gli va bene mai nessun lavoro, io quel lavoro lì non lo voglio fare, quel lavoro lì non mi piace, quel lavoro lì non mi attira, però anche le pigrizie proprio nella vita domestica, nella vita continuativa di ogni giorno sono un problema. E il no alla pigrizia che abbiamo letto al versetto numero 4 un'idea. Disegnare la propria vita con attenzione, quindi è collegato veramente a tutto quello che abbiamo detto. I disegni del cuore dell'uomo sono acque profonde, perché noi sappiamo molto bene disegnare e sappiamo molto bene attingere ai nostri disegni, però dobbiamo attingervi con intelligenza e i nostri disegni debbono essere disegni fatti sempre nel nome del Signore, non devono essere fatti nella logica di quello che va bene a noi, ma di quello che il Signore ci
concederà di capire. Il versetto numero 9 ci parla di prestare attenzione al fatto che noi siamo tutti brave persone e questo è un versetto che ci può andare molto bene noi che abbiamo capito la logica per la testimonianza. Chi può dire ho purificato il mio cuore? Chi è perfetto? Chi è puro dal peccato? Nessuno. Allora io posso dire alle persone che incontro tutti gli uomini sono peccatori e questo diventa una testimonianza. Sei puro tu dal peccato? Credi? Ma io non ho fatto niente di male, ho sempre proceduto per ordine. La mia vita è sempre stata caratterizzata dal lavoro, dalla fatica, mi sono sempre comportato correttamente con mia moglie, mio marito, miei figli, eccetera, eccetera. Chi può essere senza peccato? E il Nuovo Testamento insiste molto su questo, su questa urgenza di riprendersi il rapporto con Dio. Anche il versetto 16 è molto attendibile, come tutta la parola naturalmente, ma è molto interessante perché dice non farti garante per gli altri. Allora è vero che io posso dire, caro amico, faccio un nome qualsiasi, Sandro, ti assicuro che Roberto è una brava persona, lo posso dire, ma non farmi garante per gli altri, non essere estremo, non, come si dice in italiano, mettere la mano sul fuoco. Finora questa persona si è sempre comportata correttamente con me, penso che si comporterà correttamente anche con te, però non ti assicuro che sarà così sempre. Ti assicuro che con me c'è stata questa correttezza e ti assicuro che comunque anche lui è un peccatore davanti a Dio come tutti gli altri, ma ha anche fatto dei passi nella sua vita di fronte a Cristo affinché Cristo cancellasse il suo peccato. Ecco, questo lo posso dire. Il garante molte volte è un garante che mette la firma. Anche questo è sconsigliabile. È sconsigliabile. Anzi, io da questo che leggo lo vedo molto netto. Cioè non farlo e basta, ecco, non lo vedo soltanto come un consiglio, ma lo vedo come un ordine. Quindi non mettere la firma per me, ti chiedo la tua firma in banca perché io ho bisogno di un prestito, ma tu metti la firma in banca per me. Non lo fare se qualcuno te lo chiede perché dopo anche questo rientra nell'ambito del se succede che quella persona viene meno al patto, tu con quella persona aprirai una contesa, un contenzioso, odio, disprezzo, mi ha chiesto in prestito e non mi restituisce. Ecco, questo non vuol dire non essere solidari con gli altri. La solidarietà è un'altra cosa rispetto alla garanzia, soprattutto quella legalistica, no, che viene data. Il versetto numero 16 è questo, mentre il versetto numero 19 ci dice non frodare, non imbrogliare. È molto facile frodare e imbrogliare, soprattutto con le parole, e quindi bisogna stare attenti anche a quello che diciamo. Quindi è meglio qualche volta avere la bocca chiusa e lasciar perdere piuttosto che andare a ingarbugliare, no? Come si dice, il discorso per dimostrare che hai sempre ragione. Quindi non frodare, non essere elemento di frode, non imbrogliare le persone né con le parole né con i fatti. E quindi questo ci richiama anche al non mentire. Non mentire, io non mento. Intanto anche dal punto di vista laico il mentire è una debolezza, no? Perché io non devo rispondere a te, devo rispondere a Dio, quindi perché dovrei mentirti? Prima cosa. Ma mentire indica uno scarso rispetto nei confronti di colui che ci sta di fronte. Il mentire implica anche uno scarso rispetto nei confronti di se stesso. Hai bisogno sempre di nasconderti per non dire la verità.
versetto numero 22, non vendicarsi. E siamo nell'ambito del ragionamento precedente, la vendetta, che non è vendetta, è la giustizia, spetta al Signore. Quindi non dire renderò il male, quello lì lo aspetto al varco. Arriverà prima o poi, tanto è solo questione di tempo. E non rendere il male, spera nel Signore, egli ti salverà. Il versetto numero 25 ci mette in evidenza anche un'altra cosa, che l'impegno sacro non va preso alla leggera, pensate un po', l'impegno sacro non va preso alla leggera. Io sono di fronte a Dio e in un'assemblea di credenti e non posso pregare con un linguaggio fatto di continuità e di abitudine. Alcune preghiere la cristianità ha imparato a dirle a memoria, così non pensano neanche a quello che si dicono queste preghiere, si recita la formuletta e basta. Questo è un impegno sacro, non prenderlo alla leggera. Non prendere un impegno sacro alla leggera quando devi fare qualche cosa, magari fare una testimonianza in assemblea. La testimonianza in assemblea deve essere come ci siamo detti anche domenica, no? Credo che qualcuno ricordi, di qualità, cioè deve essere finalizzata a qualcosa, non deve essere uno sfogo, può esserci anche un bisogno di dire delle cose, ma non deve essere uno sfogo nervoso, ecco, deve essere un impegno pesante, ecco. Devi essere impegnato. Come ti sei impegnato nel Signore con il tuo battesimo? Quando tu hai affrontato il battesimo, tu ti sei impegnato con il Signore. E allora se ti sei impegnato, che cosa gli hai detto? Gli hai detto, oh, guarda, io mi sono impegnato e adesso è andata. Fatto? Arrivederci. Quindi sono magari da 3 mesi che non vado in assemblea, ma io mi sono impegnato. Come faccio a stare 3 mesi senza andare nell'assemblea, senza incontrare la fratellata? 3 mesi non incontri nessuno, non hai bisogno di sentire nessuno? Come fai a dirti impegnato? Eppure tu ti eri impegnato quel giorno, quando sei entrato nella vasca battesimale, perché adesso non ti fai più vivo? Ecco, questo non deve essere un elemento di giudizio per noi, ma deve essere un elemento di incoraggiamento anche per gli altri. Caro, non c'è nessuno di noi che si chiama Romano? No. Caro Romano, tu ti sei impegnato quella volta, io c'ero, ti ho sentito. Tu e anche tua moglie e anche tuo zio si è impegnato, tu e tuo zio, tu e tua moglie, non venite più. Perché vi siete impegnati e non ci siete più? Questo non per costituire un elemento di rimprovero, come dire guarda che bravo che sono io ci sono sempre e tu non ci sei mai, ma per dire tu hai preso un impegno sacro, non prenderlo alla leggera, perché l'impegno te lo sei preso, non essere leggero adesso, sii serio nel tuo impegno, perché tu ti sei impegnato con il battesimo e quindi hai preso un impegno sacro, che non sia alla leggera. Riprenditi per quello che hai fatto. Romani 3, 23, 25 è l'ultimo passo che leggiamo in questa parte del nostro incontro. Vedete, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quello che dicevamo prima, l'io è peccatore, però è giustificato gratuitamente per la grazia che viene, non è giustificato perché va nell'assemblea la domenica, il mercoledì, il venerdì come stasera, perché è bravo a fare il volontariato di qua o di là, ma sono giustificati gratuitamente per la grazia, è la grazia che giustifica, mediante la redenzione
che in Gesù Cristo la grazia giustifica. Quindi Gesù Cristo offre il suo sangue sulla croce, Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio, versa il suo sangue e mediante la sua fede e mediante il suo atto, noi abbiamo una fede nel suo atto, siamo giustificati gratuitamente, non dobbiamo pagare niente, non dobbiamo andare in sala ogni venerdì, dobbiamo soltanto essere responsabili davanti al sacro di fronte al quale ci siamo impegnati, ma siamo giustificati gratuitamente per la sua grazia. La redenzione è solamente in Cristo e quindi accompagniamo alla fede le opere, e le opere sono anche quelle di esprimere continuità nell'impegno sacro, e come dicevamo prima. Abbiamo dunque visto chi è il Re, e naturalmente poi le parole di Proverbi sono anche molto più, nel corso di questi capitoli sono anche molto più ampie, ma questa sera abbiamo esaminato chi è il Re, abbiamo esaminato chi è il Signore, cosa vuole il Re, cosa vuole il Signore, cosa dobbiamo nei confronti del Re, cosa dobbiamo nei confronti del Signore, chi siamo noi come io e che cosa dobbiamo nei confronti dell'io, che cosa dobbiamo nei confronti nostri e che cosa possiamo fare nei confronti nostri. Ci lasciamo per un momento con una preghiera e poi riprendiamo l'analisi. Signore che sei nei cieli, noi sappiamo che tu sei il Re dei Re e ti lodiamo perché tu sei il Re dei Re, non sei un uomo, Signore, sei l'Eterno. Lode a te perché tu sei appunto il Re, sei il Signore. Lode a te perché tu nei confronti di me, dell'io, che siamo qui dentro, in questa sala, tu hai offerto il tuo sacrificio propiziatorio, tu hai offerto il perdono dei peccati. Signore, ti preghiamo perché in questa comunità anche coloro che non sono presenti questa sera, che non hanno accettato questo perdono dei peccati, che viene soltanto da te, si impegnino in questo sacro, in questa sacralità della riconciliazione con te e si comportino di conseguenza. Te lo chiediamo, Signore, nel nome del nostro Re dei Re, del nostro